Sono passati esattamente 28 anni dall'ultima volta che un papa è stato ad Agrigento. Era il maggio 1993 quando Giovanni Paolo II pronunciò il famoso anatema contro la mafia. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Ed è ancora accesa la speranza che un altro pontefice venga nella città dei templi. L'occasione potrebbe capitare il 9 maggio prossimo, quando nella cattedrale di Agrigento verrà celebrata la cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa cattolica. Ad alimentare questa speranza è l'arcivescovo di Catanzaro e postulatore della causa di beatificazione di Livatino, Monsignor Vincenzo Bertolone, che è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, ha affermato: se Dio vorrà, questo bellissimo avvenimento sarà sublimato dalla presenza del Santo Padre. In realtà Papa Francesco è già stato in provincia di Agrigento nel luglio 2013. La prima visita del nuovo pontefice, subentrato a Papa Ratzinger, fu a Lampedusa per rendere omaggio ai migranti vittime del mare.